Il comune di Rapallo spera di partire con il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti il prossimo 30 settembre. Attualmente c'è un impasse che non sta portando nulla di buono, a dirlo il sindaco dopo l'incontro in città metropolitana. Rapallo è monitorata, spiega Bagnasco, ma il servizio ha grosse lacune e in certe zone non va per niente bene. L'amministrazione è alla fine di un percorso con Eimeri e, dice il primo cittadino, è come se a Rapallo si stesse vivendo un momento di interregno. Questo comporta per le amministrazioni dei sacrifici enormi, perché capite bene che noi stiamo vivendo un periodo delicatissimo, l'altissima affluenza delle persone, la vecchia ditta uscente, consentitemi non molto motivata, la nuova ditta che a me è fantasma perché non ha ancora firmato nessun contratto. Stiamo lavorando tantissimo, consapevole che a Rapallo ad oggi sui rifiuti ci sono dei problemi. L'altro giorno il TAR ha respinto il ricorso presentato contro Aprica, società leader nel settore della raccolta rifiuti, che aveva vinto la gara d'appalto per gestire il servizio dal prossimo 30 settembre. Tuttavia potrebbe anche aprirsi la strada per un ricorso al Consiglio di Stato. Mi auguro e ho molta fiducia e molta speranza che alla fine dell'estate, dal 30 settembre, poi cambi qualcosa di concreto. Innanzitutto il nuovo appalto, che sicuramente poi verrà realizzato o da una ditta o dall'altra, prevede delle novità importantissime. Secondo il sindaco, il prossimo sistema di raccolta rifiuti, se partirà, sarà uno dei più innovativi della Liguria. Dalle campane con la tessera magnetica per l'apertura, non solo, a delle idropulitrici che puliranno sotto le macchine senza fare in modo che le macchine devono essere spostate. Non verrà fatto il porta a porta tradizionale perché i nostri tecnici ce l'hanno sconsigliato, ma verrà fatto un porta a porta ad hoc, cioè per gli esercizi commerciali ci sarà un porta a porta, per le abitazioni ci sarà la tradizionale raccolta differenziata e poi punteremo molto sui lavaggi e sugli enzimi particolari che verranno propagati in città.